Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera, ecco qua, buonasera a tutti, bentornati al Giro del Mondo in 80 giorni, quarta serie, con me nella mongolfiera, sulla mongolfiera e nel cestello della mongolfiera Omar. Ciao Omar. Eccoci, ben arrivati e ben ritrovati, e fa freddo qua, è nevicato ieri. Anche qua ho freddo. E con noi c'è Rossella, buonasera Rossella. Buonasera a tutti e benvenuti agli ospiti che stanno già arrivando. Stanno già arrivando gli ospiti, buonasera al primo ospite, al dottor... però andiamo prima col primo brano, come sempre. Non so se sentite un ronzio, ma è la mia stufetta che va. Sans faire quelque chose, il entre dans mon cœur un part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la And when you
microfoni. Bien Rose, CT Bandland. Questa sera avremo tutte le musiche di CT Bandland, ci facciamo un po' di pubblicità e con la nostra mongolfiera Rossella andiamo a Lecco. Andiamo a Lecco, dove troviamo il dottor Alberto Zicchero, che è psicologo e sessuologo, e l'abbiamo chiamato, è un po' una coincidenza, perché abbiamo fissato questo appuntamento da un po', e la coincidenza oggi c'è stato il funerale di Giulia Cecchettin. Credo che non serva a ripetere per me, era questa Pronto? il dottor Alberto. Vogliamo ancora una volta parlare di violenza sulle donne e, se possibile, soprattutto come cercare di prevenirla o come cercare di limitarla. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto il mio cognome è Zicchiero, è difficile ai più veramente, e niente, mi fa piacere dirlo visto che qui stiamo e qui sto per parlare. Grazie mille a tutti quanti di questa chiacchierata che stiamo per fare. Sì, decisamente oggi parlare di questo argomento fa venire in mente che si sono tenuti questi funerali molto mediatizzati, come tutta la vicenda che c'è stata intorno alla povera Giulia Cecchettin, che va a perdere la vita per mano del suo ex ragazzo. Quindi in questa data parliamo di uomini che uccidono le donne, di patriarcato, di convivenza sociale, cioè sostanzialmente stiamo parlando di questioni molto antiche. Stiamo parlando del fatto che il genere umano, se la vogliamo prendere alla lontana, ha un 50% che confligge con l'altro 50%, rischiando di far diventare questo genere umano un grande spreco, un grandissimo spreco. Siamo qui ancora oggi quindi a parlare di dinamiche di questo tipo, però non solo. Ricordiamo sempre che la questione della violenza di genere travalica il puro e semplice femminicidio e va anche in questioni più sottili, che sono quelle di una violenza e di un abuso che sono psicologici, comunicativi, e quindi è un fenomeno che si dirama in maniera trasversale nella nostra società. Allora non è molto chiaro, perché anche i numeri sembra che siano così fluttuanti. Ad ogni modo, quindi non è molto chiaro se negli anni sono diminuiti i femminicidi o no, perché anche vengono catalogati in modo diverso. Fatto sta che sono ancora molti, sono assolutamente troppi. Abbiamo un problema in Italia. La verità è che credo che il problema non sia in Italia, ma sia un problema di un sistema di pensiero. Quando parliamo del patriarcato non vogliamo riempirci la bocca di una grossa parola, ma è un sistema di pensiero che è stato pervasivo per tutta la storia del genere umano, per questo che la prendevo alla lontana. Sembra che semplicemente solo prima di quella che consideriamo la preistoria ci sono stati dei fenomeni del tutto opposti, quindi dei fenomeni in cui c'erano società matriarcali di cui però conosciamo davvero poco. Sostanzialmente, se noi parliamo di società, parliamo di un ordinamento di pensiero e di potere patriarcale, e quindi credo che il fulcro sia quello, non nel avere un problema in Italia o andare a guardare i numeri, bensì il concetto che femminicidio non va, questa parola, a descrivere chi perde la vita, bensì il sistema che fa sì che questa persona perda la vita. La prenderei da questo punto di vista personalmente. Certo, ma e quindi quali strumenti abbiamo oggi? Perché si è parlato per esempio di un'ora di educazione all'affettività nelle scuole superiori. Secondo te può essere uno strumento? Beh, guarda, sicuramente è uno strumento, ma non possiamo, secondo me, cadere come possiamo dire, nella faciloneria dei proclami e della soluzione unica, ed è quello che molto spesso fa la politica in questo paese. Stavolta sì, dico in questo paese, anche perché conosco solo questa politica, ahimè. Si può fare molto. Credo che quello che si può fare sia innanzitutto una responsabilità diffusa. Non è una responsabilità delle donne per le donne, perché se no si cade nell'errore epistemologico, se mi consentite la traslazione, di Malcolm X, che lo faceva per la sua gente, dalla sua gente.
Credo che sia, se vi consentite l'ulteriore traslazione, noi dovremmo essere i Martin Luther King di questa cosa, quindi coinvolgere tutti quanti, donne, uomini, maschi e femmine, all'interno di una comunicazione che sia di rispetto e di comunione. Ecco perché a mio avviso non ci si può esimere da avere una missione educativa ed una missione supportiva su questi fenomeni. Sì, sono completamente d'accordo, la scuola può fare molto, ma non tutto. E infatti, oltre alla scuola, uno pensa che ci sarebbe anche la famiglia, specialmente ben prima comunque della scuola superiore. Cioè alla scuola superiore un ragazzo è già formato, ha già le sue idee, i suoi valori, i suoi disvalori, quel che, no? Allora, invece le famiglie sembrano molto disarmate e un po' da questo punto di vista, ma anche nella gestione di tanti altri problemi che sicuramente non sono facili. Non so, sto pensando all'uso dei cellulari. Ieri c'era una neonata, ragazzi, una neonata, il padre stava al bar a bere lo spritz e la neonata guardava una cosa sul cellulare, avrà avuto 7-8 mesi, riusciva a tenerlo. E, vabbè, ho avuto un momento di smarrimento e anche, devo dire, di tristezza, perché... Non stento a credere che sia stato smarrimento, non stento a crederlo. Quindi adesso, vabbè, a parte questo, insomma, le famiglie sono in grado o che cosa possono fare e come eventualmente si possono aiutare le famiglie ad aiutare? Beh, anche qui, fossero in grado al 100%, non staremmo parlando di questo argomento, staremmo parlando del meteo o di qualcos'altro. Le famiglie possono fare, ci sono famiglie e famiglie, come sappiamo, che danno supporti e supporti. Non so dare una risposta quindi media a questa domanda. So che se la famiglia non riesce, guardiamolo al risultato fatto in una maniera un po' più complessa, se la famiglia non riesce, come dimostrano i fatti, a dare un in questo aspetto, non dobbiamo andare a demonizzarla, bensì la famiglia chiama aiuto, c'è ancora più bisogno di aiutare queste famiglie. Rimane che quindi molto spesso la palla torna alla scuola, molto spesso anche a noi psicologi e sessuologi, però questa è un'altra scuola, perdono, un'altra storia, mi sono confuso. Rimane che quindi la scuola può fare bene, ho la fortuna di lavorare in una scuola, in un istituto superiore nella mia città, Lecco, e mi piace dire che siamo una realtà virtuosa da questo punto di vista, ancor prima dei fin troppo generici dettami del ministro di turno che sono arrivati qualche giorno fa. Sì, quindi voi avete già dei progetti in corso? Sì, guarda, sono felice di poter dire in questo pezzo, in questo spazio con voi, questa dimensione. Lavoro in questo istituto, tra le altre cose, Istituto Casa degli Angeli a Lecco, un istituto superiore. Ci siamo mossi in maniera più embrionale già a partire dall'anno scorso, in maniera ben sistematizzata quest'anno, con una serie di iniziative che si stanno spalmando su tutto l'anno scolastico. Quando c'è stato il 25 novembre scorso, che è storicamente la giornata contro la violenza sulle donne, abbiamo riproposto questo incontro, questo intervento di Deborah Sartori, che è una giovane donna che si è trovata a vivere in prima persona, ahimè, questa situazione. Deborah ha perso quindi in una bruttissima pagina dei giornali italiani e della sua vita, ha perso sua sorella e cerca di andare oltre questa cosa o comunque di esorcizzare questa cosa incananandola con tanta energia in qualcos'altro, cioè formazione, sensibilizzazione all'interno delle scuole. In questo io personalmente, noi come istituto abbiamo creduto tantissimo. Ecco perché abbiamo proposto anche un incontro di questo tipo, decisamente crudo, comunque decisamente forte in certi aspetti per i ragazzi, ma sicuramente molto partecipato, e ha fatto generare decisamente molte domande in tutte le persone, le alunne e gli alunni che hanno assistito.
Si tratta quindi di prevenzione di secondo livello, passatemi il termine, cioè quelle silenziosissime, ma a mio avviso molto importanti iniziative che fanno sì che queste cose possano venire ad accadere in maniera meno frequente. Ecco tutto. Certo. Ascolta, ma ti posso chiedere una cosa, proprio la tua esperienza sul campo? I ragazzi come vivono questi episodi? Perché la stragrande maggioranza di loro sicuramente non si sognerebbe mai di alzare le mani sulla loro compagna o su nessuno, insomma, mi voglio augurare, no? Quindi come vivono questi episodi così violenti? Certo. Beh, mi fa piacere aver trovato una serie di spunti positivi nella loro percezione di questi episodi. Innanzitutto perché mi hanno fatto ben capire, stiamo avendo dei momenti di incontro, avremo modo di fare un laboratorio sull'affettività e sulla sessualità. Comunque già fanno capire che si rendono conto che non basta solo indignarsi, trovano molto stomachevole il fatto che ci sia l'esplosione di indignazione, quella fiammata emotiva all'interno dei mass media e quindi dell'opinione pubblica, e ad un certo punto tutto scompare. Questo lo trovo molto importante, mi ha fatto molto piacere che l'abbiano potuto notare anche i ragazzi. Inoltre portano avanti questo umanissimo concetto, cioè che non è vero che ciascuno di noi può compiere un crimine del genere. Nessuno di loro, immagino, voglia o si pensi criminale e reo di quel tipo. C'è una bella presa di posizione dal punto di vista del no a tutti i tipi di violenza, quindi molto spesso si dice certo che no alla violenza sulle donne, perché noi siamo contro la violenza in generale. Certo. Trovo bellissimi questi valori e spero che possano seminare qualcosa di positivo in questa società. E volevi dire qualcosa, Omar? Se no io... Sì, avevo una domandina, io arrivo sempre in fondo alle riprese. Voglio fare questa domanda al dottor Alberto Zicchiero. Zicchiero, apprezzo lo sforzo. L'hai detto anche prima, è vero, perdono. Zicchiero, poi dopo ci dici dove possiamo magari trovare questi bellissimi progetti che state facendo nelle scuole superiori dove vivi, insomma, a Lecco. Sì. Ma iniziare invece un processo sin dalle scuole dell'infanzia o addirittura nelle scuole primarie, non è forse ancora meglio? Guarda, ti rispondo decisamente sì. Dimmi sotto cosa devo firmare, cioè sono d'accordissimo con quello che dici. Sono d'accordo, personalmente non lavoro in realtà di quel tipo, so che ci sono degli sforzi sul territorio nazionale da quel punto di vista. Mi duole ricordare che c'è però anche tantissimo freno, un'inerzia anche rabbiosa a volte, portata avanti da una certa politica, che va a far credere che se si parla di rapporti umani, affettività e sessualità, si sta insinuando qualche cosa di negativo nei bambini, nei ragazzini, negli adolescenti. È chiaramente falso, sono quindi chiaramente d'accordo con te, Omar, allegramente, felicemente d'accordo con te. C'è bisogno di iniziare a riflettere sui rapporti umani prima ancora che sulla sessualità. D'altra parte non possiamo pensare che stiamo parlando di femminicidio, ad esempio, si tratti di un qualcosa di solamente afferente alla sessualità, anche se sappiamo che la sessualità è un mondo vastissimo e trasversale a tutto l'essere umano. Si tratta di rapporti umani, proprio perché all'interno dei rapporti umani si agisce il potere. All'inizio mi esprimevo in questi termini, potere nel senso più generale del termine, nel senso psicologico del termine. Quindi sì, riflettere sui rapporti umani già dalla tenera età, dal presto, è un qualcosa di doveroso a mio avviso. Quando nasciamo siamo già in una serie di rapporti umani, quindi già siamo in ritardo da qualche punto di vista. Grazie. Io volevo fare una Scusa, domandina che andrebbe, ci vorrebbe una puntata solo per questa domanda, ma in breve cos'è? Lo psicologo a scuola, la psicologia, lo psicologo è venuto fuori, adesso c'è anche il bonus psicologo dopo il Covid, che c'è stato questo problema, no? Che tutti quanti noi chiusi in casa, c'è sta rivalsa della figura dello psicologo. Come è messa la scuola nei confronti del psicologo?
Allora, innanzitutto premetto che quando vi ho raccontato di questa mia realtà professionale all'interno dell'Istituto Casa degli Angeli, lì sono in forze come insegnante di sostegno, fieramente, nel senso, in quel momento non esercito la professione di psicologo. La professione di psicologo la esercito privatamente nel mio studio, e questo è un altro paio di maniche. Per poi rispondere alla tua domanda, Gianluigi, ti dico che, c'è da tempo la figura dello psicologo nella scuola. A mio avviso avrebbe bisogno di maggior spazio e maggior rilievo, e quindi, come dire, non credo, appunto, tornando alle mie parole di prima, che bastino questi proclami generici del ministro di turno, perché in questo caso c'è stato detto: sarebbe davvero opportuno che voi facciate queste cose, ma non sono obbligatorie, non sono nel programma didattico, sono pomeridiane, ma in effetti vedete un po' voi, perché se andate a leggere quello che è stato proferito andiamo in una direzione di questo tipo. Quindi lo psicologo a scuola è un fenomeno, è una realtà esistente, una realtà a mio avviso molto utile, che può andare a intercettare un bisogno magari sopito, magari silenzioso da parte del giovane, però andrebbe messo in una maniera migliore nella posizione di lavorare un maggior numero di ore, parliamo banalmente di monte ore, e possibilità a livello di spazio, a livello comunicativo. Ok, quindi allora sì, il problema è che poi alla scuola si chiede di fare questo, di fare educazione stradale, di fare educazione all'economia e alla finanza, di fare educazione all'uso di una tecnologia consapevole. Poi c'è la povera prof di lettere che corre per i corridoi con pile di libri e pacchi di compiti e dice: porca miseria, avessi un'ora o due in più potrei fare molto meglio il mio lavoro. Quindi non lo so. È anche vero che le scuole dovrebbero stare aperte 10 ore al giorno, non 6 o 5. Sì, col sorriso dici qualcosa di decisamente vero. Ci sono, dopo tutte queste parole, anche i programmi didattici da rispettare, e sempre quelli vengono dettati sempre da quel ministro di turno, da quel ministero di turno nello specifico. E diciamo che all'istruzione, dove è stato tolto pubblico e aggiunto del merito, non è che abbiamo avuto proprio sti campioni, Sembra proprio di sì. Però Anche qui dimmi adesso dove devo firmare. qui ci fermiamo perché è meglio che Andiamo a firmare quando lo scopri anche noi. Oh, perfetto, volentieri. Allora, grazie dottor Grazie mille Zicchiero. Alberto Zicchiero. Grazie a voi sia dello spazio sia di questo spelling finale che è andato a cancellare le difficoltà del passato. Sono felice di aver potuto parlare a maggior ragione di questo argomento, visto il periodo e visto lo sforzo attivo che mi trovo a fare con i miei colleghi e con tutte le persone là fuori che pensano che esista un modello diverso possibile di convivenza. Bene. Grazie mille. Di nuovo buona Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear the fading clouds? And that happy tune is your style. Like a bliss so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on the
soldiers on parade, but I'm not afraid. It's over, cross over, if I never, ever said I've been riches of the fair life. Life can be so sweet on the sunny side of the street, on the sunny side of the street. Woo! On the Sunny Side of the Street, Cite Bandland dal Litorale Jazz Festival. Torniamo in studio, voliamo con la nostra mongolfiera da Lecco a Firenze. A Firenze. Vi troviamo a Firenze sulla nostra mongolfiera che è salita. Abbiamo l'avvocato Orges Mandi, che, come si capisce, credo dal nome, è di origine albanese, ma vive da anni in Italia, come sentiremo dal suo accento. Benvenuto Orges. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, ho chiamato Orges per parlare, perché ci sembrava la persona giusta che può offrirci i vari punti di vista su una idea del governo che pare si stia concretizzando, non solo, ma pare che abbia trovato anche così di costruire dei centri di permanenza per i richiedenti asilo, per i rifugiati in Albania. E allora io così ho avuto occasione di parlare con una persona di origine albanese e aveva delle perplessità che però non erano quelle che avevamo magari, che avevano alcuni di noi. Quindi adesso sentiamo Orges che ci racconta un po'. Sì, allora io parto un attimo dall'accordo che i due governi, italiano e albanese, lo chiamano protocollo tra i due governi, ma in realtà poi dal contenuto di questo protocollo emerge che non è un protocollo, ma si tratta di un vero e proprio trattato internazionale, almeno nella sostanza, con tutte le complessità che un trattato internazionale si porta dietro, soprattutto in questo caso. Ho visto che entrambi i governi, almeno ora come ora, vogliono far passare come una specie di accordo di collaborazione oppure memorandum per la gestione dei migranti. Ovviamente non né da parte dell'Italia né da parte dell'Albania, almeno ad oggi, risultano che siano state seguite le procedure costituzionali per dare vita a questo accordo, perché entrambe le Costituzioni prevedono che gli accordi che comportano, menziono soltanto uno degli aspetti, variazioni del territorio, debbano essere ratificate dai parlamenti e dai rispettivi presidenti della Repubblica poi. Per cui, diciamo, far passare una cosa del genere come un accordo tra due governi che possa avere addirittura effetti territoriali su entrambi i paesi, mi sembra che sia, diciamo, una cosa giuridicamente molto sbagliata. Questo perché... Scusa, precisiamo magari, quando parli di effetti territoriali, prova a spiegarci meglio. Sì, infatti ora ci arrivavo, perché l'accordo prevede l'istituzione di due aree territoriali, una al porto di Shëngjin e un'altra un po' più a nord nel paesino di Gjader, due aree territoriali che sarebbero sotto la sovranità per il periodo di vigenza dell'accordo dello Stato italiano, almeno, e vengono addirittura chiamate come aree extraterritoriali. Le aree extraterritoriali nel diritto italiano sono quelle dello Stato di Vaticano, ecco, in cui vige in tutto e per tutto il diritto dello Stato di Vaticano, salvo per alcuni aspetti marginali. Ecco, una cosa del genere sia la Costituzione italiana sia la Costituzione albanese non l'ammettono,
per cui che dalla parte, diciamo, del governo di un territorio in più sul quale andrebbe ad applicare il diritto italiano sostanzialmente. Dalla parte dell'Albania, dalla parte albanese, la questione è ancora più complessa, perché si tratta di cedere parte del territorio che non è nella disponibilità del governo, ma trattasi di territori indisponibili, per cui un accordo che modifichi il territorio dello Stato deve per forza essere ratificato con legge dello Stato, ma lo dice l'articolo 121 della Costituzione albanese molto espressamente. Ecco. Poi anche ci sono stati episodi simili in Albania in cui ci sono stati tentativi di cessione del territorio che, anche se hanno passato il vaglio del Parlamento, poi alla fine sono stati bloccati dalla Corte Costituzionale, perché sono tutti accordi che possono essere impugnati davanti alla Corte Costituzionale. Per cui ora a me mi sfugge francamente l'iter logico-giuridico di entrambi i governi nel istituire queste due aree territoriali che verrebbero sottratte alla giurisdizione albanese e sottoposte alla giurisdizione italiana. Perché se non vengono rispettate tutte le procedure costituzionali di entrambi i paesi, in fin dei conti è un accordo che non ha nessun valore, perché su quelle aree continuerà a vigere il diritto albanese e ovviamente i tribunali italiani si dichiareranno incompetenti per forza di cose. Questi, diciamo, che mi sembrano quegli aspetti di rilievo costituzionale di rilievo costituzionale e di rilievo poco pratico alla fine, perché poi il secondo aspetto, o meglio il secondo punto critico di questo accordo riguarda le persone alle quali poi verrà applicato, ossia i migranti che verranno salvati in mare. Perché dico questo? Perché questo è un accordo che incide pesantemente sul diritto sostanziale, sul diritto di asilo e sul principio di tutela giurisdizionale che almeno la Costituzione italiana lo riconosce a tutte le persone indistintamente, a prescindere dalla cittadinanza o dall'origine o dall'etnia. Per quanto riguarda, diciamo, il diritto di asilo e le influenze dell'accordo, non è molto chiaro, perché il regolamento di Dublino che disciplina il diritto di asilo nell'Unione Europea riconosce il diritto di chiedere, di fare domanda di asilo nel primo paese di approdo, ossia il primo paese di approdo secondo il diritto internazionale, ma anche secondo il diritto nazionale italiano, è quello, diciamo, della nave dalla quale vengono salvati, perché le navi militari sono territorio italiano a tutti gli effetti. Cioè, non riesco a capire, nel momento in cui questi poverini vengono salvati e faranno una domanda di asilo giuridica o di quale ragionamento giuridico possono essere portati in un paese extraeuropeo. Questo è il primo punto che io francamente giuridicamente non riesco a dare una risposta. Il secondo è anche questo non meno importante, perché mettiamo caso che vengono portati al porto di Shenzhen o alla struttura di Gjader. Le domande di asilo poi come vengono gestite e da chi vengono gestite, perché una volta viene presentata la domanda deve essere sottoposta ad una commissione, che è la Commissione per il riconoscimento dei diritti di asilo. Questa commissione deve ascoltare il richiedente, deve fargli il colloquio, chiamiamolo come ci pare.
cosa fanno? Fanno avanti e indietro dall'Albania all'Italia? Chi è che si sposta? Sono tutte domande che alle quali l'accordo non dà nessuna risposta. Non so se ora magari ci saranno chiarimenti in futuro da parte di entrambi i governi, ma ad oggi il diritto di asilo, sulla base di questi accordi e con riferimento ai richiedenti che verranno portati in Albania, praticamente viene annullato completamente. Così come viene annullato completamente anche il diritto di tutela giurisdizionale che l'articolo 24 della Costituzione italiana riconosce a tutte le persone, perché se la Commissione arriviamo anche a esaminare la domanda, ancora non riesco a capire come, però la Presidente è respinta. Lui ovviamente poi ha il diritto di fare ricorso dinanzi al giudice italiano. A livello logistico dovrebbe nominare, dare l'incarico ad un avvocato. Ecco, secondo il diritto processuale italiano, gli avvocati italiani non possono acquisire incarichi o procure da parte di assistiti che non si trovano sul territorio italiano. Altrimenti la procura non è valida. Quindi è un accordo che, ecco, mi sembra che abbia più politica dentro che, diciamo, che diritto. Abbia più politica dentro che diritto, però abbia anche una politica, in qualche modo, se posso usare il termine, sbagliata, perché invece di risolvere i problemi va a complicarli ulteriormente. E noi sappiamo bene che... Allora, io ti chiederei, Orges, adesso di smettere un attimo i panni dell'avvocato e di mettere i panni di un essere umano che ha un po' di empatia e anche che ha una conoscenza anche, insomma, no, del governo albanese. Allora, lasciamo da parte i motivi che hanno spinto l'Italia a concepire questa idea, sulla quale sei in ottima compagnia in quanto a perplessità proprio di carattere giuridico e logistico. Ma perché Rama ha consentito a fare questo accordo? Cioè, noi abbiamo visto la sua performance, perché veramente poi lui ha un modo di parlare così molto affascinante, e perché vogliamo aiutare l'Italia, vorremmo restituire quello che l'Italia ci ha dato, no? E quindi adesso, quando noi eravamo in difficoltà, l'Italia ci ha aiutato, adesso siamo noi che vogliamo aiutare l'Italia. Allora, cosa c'è dietro? Allora, io credo che dietro ci sia, perché ora l'Albania è da un po' di tempo che sta cercando di entrare a far parte dell'Unione Europea, e per entrare a far parte dell'Unione Europea ha bisogno dell'appoggio, poi anche del consenso di tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea. Diciamo, l'Italia è uno dei membri principali per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea. L'ha dimostrato tante volte in varie occasioni. Cioè, io credo che per l'Albania, in fin dei conti, è come dimostrare all'Unione Europea che noi ci siamo più degli altri Stati membri dell'Unione Europea nella gestione dei flussi migratori. Non credo che comunque il contributo che dall'Albania sia decisivo oppure sia rilevante nella gestione dei flussi migratori, perché si tratta di numeri che sono assolutamente irrilevanti, considerato quello totale dei migranti in Italia o di quelli che arrivano in Italia. È più una mossa politica, diciamo di politica internazionale, che Rama riesce a farlo benissimo, perché in Albania manca quasi completamente l'opposizione politica,
e manca quasi completamente un'opinione pubblica critica nei confronti delle decisioni del governo. E così facendo lui, come forse lo sa anche lei, anche gestisce una gestione della politica del governo molto, molto personale, molto, molto singolare, diciamo. Per cui io ho ascoltato un'intervista sua l'altra sera alla 7, in cui alla domanda della giornalista perché ha deciso di esporsi così tanto in ambito internazionale, rischiando anche di creare dei disagi interni, comunque disagi interni nazionali. La risposta sua è che i problemi miei me li risolvo io, noi vogliamo aiutare l'Italia e ci sembra giusto farlo. Ecco, è una risposta che non è una risposta. Non è una risposta. Qui è una risposta, tra l'altro, che nessuno, almeno dentro i confini nazionali albanesi, nessuno, e parlo nemmeno del quarto potere, riesce a mettere in discussione oppure a criticare più di tanto questa posizione. Va bene, avvocato. Grazie per averci aiutato a capire. Poi devo dire che molti di noi, quando è venuta fuori questa notizia, hanno ripensato all'immagine della nave Dolce, no? Che era approdata con quanti? Con 20.000 richiedenti asilo, ecco, che fuggivano da una situazione drammatica in Albania, e in Italia sono stati accolti a braccia aperte, aiutati. Quindi magari adesso suona un po' strano, no? Che questo è di Rama, sia così pronto. Però è vero anche che sono veramente, credo, decenni che l'Albania cerca di aprirsi la strada verso l'Europa e forse, insomma, ha tentato un'altra stradicciola. Vabbè, sono strategie comunque positive, no? Alla fine, di aiuto, di mutuo soccorso, insomma, io lo trovo... L'avvocato ci ha appena spiegato che non funziona comunque. Lo so che non funzionerà, abbiamo capito, però, insomma... No, dal momento in cui entrambi i paesi, l'Italia di più e l'Albania un po' meno, vogliono e cercano di vivere in uno stato di diritto, io penso che prima di tutto bisognerebbe rispettare le regole. Basterebbe quello per essere, diciamo, più umani e per aiutare il prossimo. Non ci sarebbe bisogno di fare grandi accordi di questo tipo, che in fin dei conti non aiutano nemmeno i migranti, ai quali noi dovremmo applicare il nostro diritto, non cercare in tutti i modi qualsiasi cavillo per disapplicarlo, perché in fin dei conti questo accordo non cambia niente, perché i migranti rimangono in Albania soltanto nel lasso di tempo che va dalla richiesta di asilo alla definizione della richiesta di asilo, per cui poi dopo che la richiesta di asilo venga rigettata o che venga accolta dovranno comunque tornare in Italia. Cioè, poi mi chiedo cosa hanno risolto. Cioè, mi sembra che l'intenzione ora vado un po' sui profili pratici, perché sappiamo tutti che in Italia tantissimi migranti detenuti nei centri di permanenza riescono a scappare da questi centri. Ora, se l'intenzione è quella di intanto li accomodiamo lì, poi prima o poi scapperanno e saranno in Albania invece che in Italia. Saranno in Albania, se la vedranno gli albanesi. Sì, per carità, però non è un ragionamento né umano né giuridico, è un ragionamento meramente politico, ma di una politica che non ha niente a che vedere con quella che dovrebbe essere la sua missione. Posso dire io politica meschina, io lo posso dire. Sì. Ora non lo so chi ci ascolta, per cui io cerco un po' di
di No, ma trattenere, tu fare l'avvocato sei diretto. stato in carriera e quindi fai bene a... Va bene, grazie, è stato molto interessante. Se ci hai dato alcuni punti di Grazie a voi. Christmas time is che è di sabato. E poi ha mandato altri 2 messaggi scritti e adesso il suo telefono è the spento. children call the favorite time Non of so, the tu year. riesci a metterlo o è troppo casino? Snowflakes in the air, carols everywhere. Già mandato. Olden times and ancient dreams of love and dreams to share. Sleigh bells sing the air, beauty everywhere. Yuletide by the fireside and joyful memories there. Christmas time is here. We'll be drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the Ciao year. amore, ricordami come hai il microfono spento. No, è acceso. Eccoti. Kairos. Riesci? Ridimmelo. Kairos. Lore. Stai? Va bene, dai. Dovevo bere tipo 10 caffè per stare sveglia, ma non ho bevuto. Christmas time is here. We will draw near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Christmas time is here, sempre CT Bandland, siamo sotto Natale, quindi ci stava bene anche la musica natalizia. E sì, ormai mancano pochi giorni, domani è già Natale. E mentre con la nostra mongolfiera stiamo volando su lungo le rive del Piave, ci fermiamo vicino al Montello, è scuro ma siamo a Battaglia Terme, dove chi troviamo, Rossella? A Nervesa della A Battaglia. Nervesa della Battaglia, Battaglia Terme, non si sta neanche. Perché adesso apriamo la nostra parentesi questa sera, la nostra parte artistica, e abbiamo con noi Lore Kairos, e sono sicura che ho sbagliato qualcosa, che è un'artista di origine libanese, però è da parecchi anni in Italia, ed è sia una poetessa che un'artista visuale. Vuoi raccontarci un pochino, Lore, della tua arte? Beh, prima di tutto buonasera a tutti. Benvenuta. Grazie. Ed è un po' complicato raccontare la mia arte, specialmente la poesia, perché è più un viaggio dall'Oriente all'Occidente, se volete chiamarlo così. Ed è anche appunto questo viaggio anche che avete fatto, che siete arrivati a Nervesa della Battaglia,
è una punta di domanda tra me e una videomaker che si chiama Morena Campani, che sta lavorando sulle cicatrici della guerra, perché è un film che stiamo facendo insieme e il film si chiede come mai io che vengo dalla generazione della guerra civile del Libano, poi il mio destino è di abitare a Nervesa della Battaglia, che sapete la storia conosciuta con la prima guerra mondiale, eccetera, con vista all'ossario. E quindi questo è proprio è la mia domanda ancora. Cioè uno che viene di paesi di guerra di solito cerca l'altro. Però dove mi trovo adesso a Santa Croce del Montello è tutto un altro paradiso terrestre, diciamo, perché la residenza che l'ho trovata da 4 anni ha vista alle montagne da dove provengo, perché io provengo dalle più alte montagne del Libano, dove è nato Gibran Khalil Gibran, che è molto conosciuto, specialmente con il libro Il Profeta, e poi abbiamo i cedri, sapete sulla bandiera ci sono cedri del Libano. E quindi ora ho la vista sulle montagne Dolomiti e la Piave è il ricordo dal mare Mediterraneo. E quindi l'arte mio porta a questa natura, se volete, metafisica, che anche Gibran era un grande pittore. E anche una storia, non voglio dire di esilio, perché l'esilio è un po' negativo, ma di ripiantarmi, trovare un'altra terra, dove anche sono state di opere d'arte che ho fatto all'Accademia di Belle Arti di Venezia, che ho portato i miei cedri del Libano e li ho piantati all'isola degli Armeni. Ed è un'opera, sì, adesso sono cresciuti e poi questa opera anche l'ho ripetuta. La casa dove abito l'abbiamo chiamato condominio cedri del Libano, ho fatto sulla facciata della casa un cedro e poi la casa è diventata, il garage è diventata galleria di arte, per dirvi. Salotto faccio Inchiostro Pietra, è un giornale che l'ho fondata quando ho studiato all'Accademia di Belle Arti. Sono stata artista di Bevilacqua La Masa e il progetto era di aprire lo studio e cioè tipo nascondo oppure non le ha dato la vita la possibilità di pubblicare. E questo progetto di Inchiostro Pietra, che è un giornale plurilingue, anche racconta la mia storia, perché io sono stata una delle donne molto fortunate libanese che ho studiato letteratura araba a Beirut e ho studiato l'accademia, perché scrivevo poesia da quando sono piccola e anche amavo l'arte. E sono stata selezionata, l'unica donna da Friuli Venezia Giulia e dall'Istituto di Cultura, per venire a Udine e studiare il Master Lingua Italiana L2. E quindi dopo mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti e sono tornata in Libano. Là era la guerra del 2006, per dirvi che c'è sempre pause. E dopo, tornando all'Accademia di Belle Arti, c'era la poesia è quella che mi salvava, perché c'era l'arte contemporaneo, io non sapevo niente dell'arte contemporaneo, di video art, tutte le nuove tecnologie. Allora le mie performance erano di tenersi alla lingua madre, perché io da piccola scrivevo in arabo e in francese, però l'arabo è quella lingua che l'ho sviluppata. E con questa lingua, le prime performance, cercavo studenti madrelingua a Venezia, sapete che è internazionale, quindi trovavo 10 lingue, e andavamo a leggere la poesia al mare di Lido. E da questa plurilingue il giornale ha continuato di tenere la lingua madre, qualsiasi sia, e ha continuato il viaggio. Ascolta, allora, e tu adesso quando componi ancora in arabo o in italiano? No, ho tenuto l'arabo, cioè la lingua che... È la tua lingua del cuore, ok. E non è questo, anche l'ho messa in prova, se volete dire, sperimentale. Tutte le possibilità che ho avuto di gallerie come invito, ho lasciato che leggo la poesia in arabo, e ho provato la sonorità, cioè se questa lingua
senza traduzione il pubblico riesce a percepire le emozioni. È davvero, ad esempio, una volta che ho letto A casa delle donne a Trieste, una poesia scritta La mia madre, e cioè senza traduzione, cioè vedevo la gente o piangere o anche altre occasioni. E È poi vero che l'arabo è una lingua molto poetica, è una lingua molto poetica l'arabo, sì, è specialmente nata... quello dalla parte, diciamo, del Libano, no? Sì. Sì, Ascolta, sì. invece come artista visuale non fai opere figurative, o sì? All'Accademia di Belle Arti, cioè, ho imparato che l'arte è aperto a 360 gradi, cioè non è più solo pittura, come sono venuta a pittura, l'arte classica, pittura o scultura. Allora là ho cominciato a sperimentare con tutto, ho imparato cos'è la performance, il video art, le installazioni. E tutto è diventato un linguaggio, non era più solo un mezzo, ma era un modo di esprimersi. Ad esempio, ho fatto tantissime opere d'arte, sempre come base la poesia, e sono delle scritture nell'arte pubblica di una poesia con i materiali che trovavo. Ad esempio, a Dolomiti Contemporanei ho raccolto tegoli della casa e ho scritto davanti a Erto, davanti alla scuola. In altro posto, Arcade, ho scritto con i vecchi pavimenti di una villa. In un altro posto, vicino a Milano, ho scritto con la legna. E altri posti a Malta ho scritto con i libri. Quindi hai mescolato un po' le parole e i materiali e l'arte visiva, diciamo. Sì, e poi documentavo ad esempio Arcade, per farvi ridere, sono venuta in un aereo della prima guerra e ho documentato questa opera d'arte. Però io riconosco... Sì, quindi per me mi muovo... Sì, della villa di Arcade, è là proprio. Perché dentro là ho avuto una residenza per 3-4 anni non la parte della villa, la parte tipo del ripostiglio, e l'ho sistemata. E dentro la villa abbiamo fatto per 3-4 anni salotti e caffè letterari. Allora dentro l'atelier leggevo una poesia e la poesia si espandeva fuori. Sì. E non mi sono fermata su questo perché mi piace usare diversi linguaggi. Ad esempio, recentemente, il 2 dicembre, abbiamo organizzato con un'associazione che si chiama Radica, che si basa su ricercatori e sull'arte, il dialogo e l'agricoltura, perché chi conosce il Montello qua ha la possibilità di fare opere di land art e anche di vivere dalla terra. E quindi dentro la galleria abbiamo organizzato una mostra su Vette e Vertici, montagne e diritti umani, e la mostra dura 1 anno. E il salotto caffè letterario che l'abbiamo organizzato era su il diritto alla vita, cioè come gli artisti in modo partecipativo riescono a costruire la pace, anche se parlando adesso della sapete quale. E quindi là ho dipinto tra la pittura di bambini, di Rasa, anche a Giardino di Limone, di cui provengono da una signora del villaggio. Anche mi sono intervenuta dentro un'opera di un'altra artista che si chiama Sara Casal, che ha fatto un cerchio per terra. E ho usato anche il linguaggio della protesta, perché era fatto come un libro d'artista con fermatevi la guerra,
ho copiato anche le immagini di violenza e anche cosa dicevano i giornalisti. Noi stiamo morendo in diretta. E poi l'ho trasformata, era il libro, si chiamava Il giardino della pace, quindi parlava di diverse voci di bambini che sono morte purtroppo, e ogni bambino rappresenta un bambino dentro un nido che l'ho piantato dentro questo giardino di limone. E anche in un vaso di questo giardino di limone ho piantato un mio cedro e anche una menta della mia mamma, per dire che noi immigrati, come le nostre nonne, portiamo qualcosa che Un ci ricorda, contributo, certo. sì, e vogliamo che sopravvive. E quindi lavoro un po' su layers, cioè questa opera anche era fatta su no all'abbandono dei bambini durante la mostra, perché ho fatto un tipo libro sui diritti di bambini. Questi stessi peluche che rappresentavano i vestiti di neonati dei miei figli riempiti di vestiti, li ho tipo coperto di questa tela, cioè che si capisce molto bene che questi poveri bambini la dignità umana non gli ha lasciato né il tempo di neanche sotterrare, cioè non si può neanche descrivere nella poesia, perché questa poesia, cioè, l'ho cominciato a scrivere dal 7 ottobre, è diventato un libro di questi bambini nel cuore di un bambino che rappresenta, e poi ho fatto partecipare il pubblico che inserisce una preghiera. E quindi questo è un esempio di un'ultima opera. Ascolta, allora tu hai un sito, forse l'ha già passato. Sì, ho un sito, Lauri Keirus Arts, però non è aggiornato, dovrò aggiornarlo col tempo. Sì. Ho fatto ultimamente anche opere di grande formato, che tipo quella che la vedete, una donna con la bandiera libanese italiana nel 2020, che questa opera ha cominciato con la rivoluzione del 2019. Là ho organizzato una mostra era il periodo del Covid, quindi abbiamo fatto un open call su autobiografia anti-coronavirus, come gli artisti vivono, e anche ho lavorato con tante donne di raccontare quello che non osano raccontare, che tra loro stesse rimangono tra le pagine. E purtroppo la mostra era dopo 4 giorni dell'esplosione del porto di Beirut. Ah, caspita. E quindi alla fine l'abbiamo dedicato a Beirut, ho fatto una performance fuori proprio sulla cenere con la mappa del Libano. Quindi questa tela proprio racconta, ispirata dall'artista che parla della libertà che guida il popolo, questa rivoluzione. Beh, complimenti Lore, perché sei un vulcano di idee, di realizzazioni, veramente complimenti. E il nostro esperto qui, Omar, di arte. Sì, io avevo un sacco di domande mentre Gianluigi faceva passare alcune immagini sul nostro podcast, che poi è visibile in YouTube. Mi aveva molto colpito la frase in arabo che hai realizzato con le piastrelle nel giardino davanti alla villa, no? Volevo capire il tuo contatto col territorio, in questo caso italiano, segnandolo con una invece quasi sura, mi viene in mente, coraica, no? Legata un po' al tuo invece ovviamente background, alla tua vita, alla tua origine, no? Quindi questo desiderio di segnare e di lasciare traccia, ma nello stesso tempo è dedicata comunque ai migranti, da quello che mi è sembrato di capire, no?
Sì. Quindi migranti che poi invece sono già piuttosto persone che si muovono, no? Che invece insomma sono poco stanziali e quindi in qualche modo ecco, c'è un contrasto tra questo segno visibile, lasciato lì tangibile, e invece l'idea della migrazione, quindi del passaggio, del viaggio. Mi ha colpito questa cosa e quindi ti volevo chiedere cosa c'è scritto in questa frase. Ce lo puoi recitare un attimo in arabo e magari anche tradurre? Sì, là era una poesia, si chiamava Gli uccelli dell'immigrazione, Tuyur al-Ghurba, che faceva parte del mio primo libro, Hebr wa Hajar, Inchiostro e pietra, pubblicato nel 2013. E quindi vediamo se ve lo trovo un attimo. Il verso che vedete scritto sul io ci tengo tanto per dirvi che sono maronita. Non so se conoscete i maroniti come storia. Un po' quelli che vivono ancora come i primi cristiani nel nord del Libano, eccetera. E quindi il verso dice رقصت الطيور المهاجرة تجدني بيضاء تأتي ونرحل معا. La danza degli uccelli immigrati mi trovano pura, arrivano e partiamo insieme. Era uno dei versi di questa poesia. Complimenti. Bellissimo. Però per aver fatto questa domanda. sì. Però è molto bella dal punto di vista che non tra la staticità dell'immigrato e la mobilità, perché io porto più mobilità nel senso di quelle intellettuali che hanno avuto la possibilità di venire a studiare. Quindi ho avuto la possibilità di andare anche a fare un'opera, ad esempio, dentro l'Istituto du Monde Arabe, l'Istituto del Mondo Arabo, a scrivere con i libri. Voglio connettere con il mondo attraverso i libri. Quindi queste opere portano un po' la valigia mobile che ha una grande libertà. Cioè ti viene un verso, trovi un po' di sassi, eccetera, li documenti e hai un po' il mondo nella tua valigia. Bellissimo, grazie Lore, grazie. Grazie di cuore a voi. Ci sentiamo magari un'altra volta. Ok, buonasera. Invitiamo tutti a cercarti sul sito e speriamo che lo aggiorni con nuove immagini, nuove poesie, nuovi racconti. Sì, poi l'altro è Inchiostro e pietra, il giornale.org. Guarda, lo inseriamo nei commenti. L'hai già messo, perfetto, lo inseriremo poi nei commenti, stavo dicendo, ma abbiamo già fatto. Ok, bene, grazie. Ciao. Buonasera. Volo di uccello abbiamo fatto veramente un giro Ci vuole fegato per guardare in faccia alla realtà, ci vuole un attimo per voltarsi e poi fuggire via, ci vuole fegato, lo sai, per far crescere ogni tua idea, ci vuole un brivido se vuoi sentirla sempre un po' più tua,
Perché l'amore improvvisato prima prende e toglie il fiato, poi ti lascia a piedi proprio in mezzo a qui. Ma un amore se sincero vive oltre ogni pensiero, allora canterai. Ci vuole fegato per restare al mondo liberi, ti viene il vomito quando vedi che non è così. Ci vuole fegato, lo sai, se vuoi che silenzi parlino, ci vuole un brivido, se vuoi che gli altri se ne accorgano, perché non siamo tutti uguali ma abbiamo desideri che ci fanno somigliare un po' di più. E a chi dice non è vero tu rispondi col pensiero, a loro canterai. Non siamo tutti uguali, ma lasciamo che domani ci spaventi ogni giorno un po' di più. E a chi dice non è vero, tu rispondi col pensiero, a loro canterai. Ripenserai alle strade del tempo e sentirai quella voglia che ti dice di andare. E scoprirai la gioia di avere un senso. Bene, ci vuole un brivido, Andrea Rana a Radio Nostra, e adesso con la nostra mongolfiera da Battaglia Terme, non è Battaglia Terme, da Nervesa della Battaglia, non so perché mi viene fuori Battaglia Terme, da Nervesa della Battaglia ci spostiamo in Toscana a Pistoia, mi pare. La nostra mongolfiera, sì, abbiamo Giada Gilardoni. Buonasera Giada, ciao. Aspetta, eccoci qua. No, avevate il microfono chiuso, scusate. Eccolo. Bene, allora Giada è qua con noi. Abbiamo un'altra artista, una body painter, che fa delle cose straordinarie. Io ho visto un po' di cose in giro su social, sulla rete, trovate un sacco di cose. E allora Giada, quando è nata questa forma d'arte? Ti vede che dopo ti chiedo altre cose. Sì. Dunque, ho iniziato più o meno 8 anni fa, mentre stavo studiando in università comunicazione, indirizzo cinema, musica e teatro. Ho trovato un workshop per caso di trucco di effetti speciali e ho deciso di partecipare, e da lì è stato il là per iniziare a permettermi di creare con le mani
E niente, da lì ho iniziato a sperimentare col trucco, ho iniziato a lavoricchiare con spose o shooting fotografici, ho iniziato a muovermi un po' su Milano con questo, dopodiché nel 2016 sono arrivata a Ibiza e da lì è esploso un po' il tutto. Ho iniziato a fare body painting soprattutto camouflage, questa tecnica che consiste nel dipingere un corpo come lo sfondo, che può essere uno sfondo naturale, può essere un camouflage fatto in natura o può essere un quadro, un murales o comunque si tratta di integrare di integrare la persona nell'intorno. È una cosa che mi ha sempre affascinato. Quando mi capita di fare un body painting, se il corpo non è immerso nello spazio circostante, non lo so, è come fosse un po' a metà. E niente, quindi a Ibiza ho iniziato a lavorare con questo e sono entrata a lavorare nel locale del Cirque du Soleil, che ora non c'è più, ha chiuso, però... Come? Sì, dico, insomma, il Cirque du Soleil, insomma, non è cosa da poco, insomma. Allora, no, io sono curioso sul discorso che fai delle opere magnifiche, perché sono intanto che sul corpo di modelli che cambiano, o hai sempre dei modelli tuoi, diciamo? Cambiano quasi sempre, anche se facendo un lavoro stagionale magari capita che c'è una stagione in cui lavoro di più con certe persone e altre con altre, però sì, cambia sempre. Ascolta, il tipo di colore che va impresso nella pelle, insomma, no? Perché tu dipingi non su tela, ma sulla pelle di persone. Sì. Anche su tela, però sta arrivando pian piano quel passaggio. Okay. Però sì. Mi stavi per chiedere sui materiali? Sì, esatto, il materiale della pittura, insomma. Sì, sono colori ad acqua solitamente, anche all'alcol a volte, che durano un po' di più, però solitamente per fare un corpo pieno usiamo colori all'acqua e apposta per la pelle. Sì, e a volte lo sfondo è uno sfondo che trovo in determinati posti, altre volte dipingo io il quadro dietro, altre volte uso delle stoffe. Ho fatto un progetto anche qualche anno fa con delle stoffe senegalesi. Quello giallo? Sì, quello è stato il primissimo. Lo sto mettendo adesso, che è fantastico. Quello è stato il primissimo camouflage fatto. E le stoffe di quella serie sono stoffe stupende, che hanno ognuna un significato diverso e si prestano un sacco. È stato un lavoro super minuzioso perché è super dettagliato, quindi è un lavoro che riesco a fare magari più per scattare foto piuttosto che come performance dal vivo, perché poi appunto il lavoro che faccio si suddivide un po' fra un lavoro fatto più per immortalarlo e un lavoro più performatico. E dopo so una curiosità, perché cioè, quanto tempo ti ci vuole per fare un'opera, un dipinto? Varia molto in base ai dettagli. Ad esempio quello della stoffa gialla, la ragazza era dipinta quasi neanche mezzo busto, neanche interamente mezzo busto, e ci ha messo 4 ore tipo, perché era super dettagliato. Però sono capitati i corpi interi, i camouflage interi, uno che mi viene in mente adesso in una cascata ad Andorra, con un artista del circo, tra l'altro in verticale, e in quel caso è stato un camouflage intero, corpo intero, ma ci ho messo 1 ora e mezza, perché prendendo poi lo scatto più da lontano e non dovendo entrare nei minimi dettagli E varia molto. dopo tutto questo lavoro che fai,
E dopo però rimangono solo le foto, perché dopo Sì. sparisce tutto, non è un po' come ti senti? Cioè, come mi sento io e come si sentono loro, perché Sì. tante volte sono loro che non se lo vogliono togliere. E infatti la reazione loro è magnifica quando si vedono immersi nello sfondo, si vedono scomparire. Da un lato si vedono scomparire nello sfondo e dall'altro si vedono integrati, quindi c'è proprio questo contrasto ogni volta per loro, che le facce sono impagabili, le emozioni loro sono impagabili. E nel mio caso è un lavoro che mi ha fatto lavorare molto su determinate cose, dal perfezionismo, che è una cosa buona sì e no. Mi ha aiutato molto a smussare il mio lato perfezionista e un po' troppo severo, perché appunto con il camouflage a volte, prendendo una persona da lontano, riesci ad integrarla nel contesto senza essere perfetta nella pittura o nei tratti, perché l'effetto comunque rende. E un'altra cosa su cui mi ha fatto lavorare è anche la sensazione dell'attaccamento a ciò che fai, perché appunto, come dicevi, dipingi e poi si lavano e scompare, rimane la foto e non ho un quadro che dici un risultato tangibile che rimane. Sì, quindi è un po' una delle cose più belle di sto lavoro, che credo anche per ogni artista, più che il risultato, tutto il processo, tutto quello che ti fa scoprire mentre, dopo, perché tante volte anche dopo averlo fatto, fra i feedback miei e i feedback delle persone che dipingo, è una creazione veramente, come si dice? Che dicevo prima che vivendo in Spagna sono un po' dislessica con l'italiano. Sì, ma vai pure anche. Abbiamo capito. Tranquillo. No, anch'io ho una domanda. Se posso, anch'io ho una domanda da fare, perché in effetti questo fatto che è tutto così effimero conduce poi ai tatuaggi che invece rimangono permanentemente, o per lo più per il tempo che uno vuole, per sempre. Ma il discorso delle committenze, hai parlato che in questo momento ti trovi in Toscana perché stai lavorando per un circo e quindi ci sono delle maschere, delle figure, immagino dei personaggi che tu realizzi, ma in genere chi sono i tuoi committenti? Cioè, chi ti chiede questo tipo di pittura sul corpo? Appunto c'è questo contesto di circo dove trucco artisti, acrobati, soprattutto eventi privati, feste dove ci sono acrobati da dipingere, oppure fotografi che hanno bisogno di scatti particolari, o editoriali, riviste, o video musicali. A volte mi sono capitati cantanti che mi hanno contattata perché volevano creare un video musicale un po' particolare e volevano farsi dipingere per creare qualcosa un po' di diverso. In qualche modo lavori per altri artisti. Sì, Tra musicisti, cantanti, eccetera, circensi, insomma, non lo so. E ti diverti un sacco, mi pare di capire. Sì, no, è veramente. Ci sono anche persone privati che vedono i lavori e mi dicono: mi piacerebbe un sacco provare la sensazione, che tra l'altro tante volte il feedback è anche quello di un massaggio col pennello che ricevono, al di là di tutto. La famosa arte terapia. Ecco perché dipingi col pennello. Io stupidamente stavo pensando alla mano, no? Usi proprio i pennelli? Sì, i pennelli, uso pochissimo l'aerografo perché mi piace di più, appunto, piuttosto mani, ma l'aerografo è un po' troppo distante dalla pelle, quindi preferisco avere il contatto col pennello, spugne. Sì, tante volte magari anche ragazze incinta che vogliono farsi dipingere il pancione, anche questo capita spesso, sì. A volte mi sono dipinta anch'io, a volte ho provato a fare qualche esperimento su di me. Sì. Insomma, una committenza varia, ho capito, interessante.
E certo, il rapporto con il tempo, però una scultura del corpo che comunque si muove continuamente, quindi una pittura anche non ferma, non è un'immagine fissa, al di là del fotografo che poi ti fa lo scatto e coglie il momento, non so, quello che gli interessa, ma tu in genere fai una cosa in movimento. Sì. Quindi è una realtà nel divenire, nel tempo, nello spazio, no? Di evoluzioni continue. Sì, in effetti. Cosa che poi si riconduce nel camouflage, cioè nel sparire, nel essere non visibile, quando invece il movimento, così insomma, è comunque la vita, no? È comunque qualcosa di corpo, di immagine, molto interessante. Infatti tante volte abbiamo giocato proprio con questo contrasto durante performance, dove dovevo dipingere dal vivo, quindi le persone vedevano tutto il processo, vedevano scomparire la persona, dopodiché io mi toglievo dalla scena e la persona prendeva vita e quindi dall'immobilità usciva il movimento e si giocava un si po' scopriva. Sì. Bene, molto interessante. Complimenti veramente. Come? Complimenti dico, era fra le molte forme di arte, questa non è che l'avessimo proprio tanto presente. Quindi... No, esatto. Un po' particolare. Esatto. Però, come dicevi prima, la parola arte terapia è molto chiave in tutto il mio processo, in tutto il mio percorso con l'arte, perché per me lo è stato totalmente dipingere, è stata una terapia enorme e vedevo anche l'effetto sulle persone. È impagabile veramente, anche a partire semplicemente dal trucco. Quando ero in università, ho chiuso l'università facendo una tesi proprio su questo, sull'effetto delle modificazioni corporee sulle persone e aiuta, potrei fare molti esempi diversi, però sì. Beh, immagino, al di là dei trucchi correttivi, ricordo non so, come dire, i trucchi cerimoniali, non so, dall'ennè che si mettono in particolari momenti alcune, no? Persone nel Medio Oriente, piuttosto che il trucco del viso di tutte le serate, discoteche, carnevali, della pesca, insomma c'è di tutto e di più. Però ecco, il corpo poi dipingerlo diventa qualcosa di più importante. Noi siamo abituati alle mani, forse, no? Con gli smalti, i tatuaggi, va bene, sulla pelle il corpo, che anche è piuttosto moderno come risvolto nella nostra società a livello più allargato. Però ecco, di solito uno vede per lo più il viso, no? Sì. Perché è la prima immagine, no? Il biglietto da visita. Sì. Ma invece colorare poi con questi colori anche importanti, no? Il corpo è qualcosa di molto più moderno, se vuoi, nuovo. Allora, stavo pensando adesso a delle tribù sia dell'Amazzonia, per esempio, sia del Centro Africa, con dei colori importanti sul corpo, sì, non solo magari il viso, ma... però noi qua siamo, Rossella, abituati a vederli, esatto, noi qua siamo abituati appunto... Qua siamo scialbi, siamo conformisti. Quello, c'è proprio un senso di liberazione. Una delle cose terapeutiche per le persone che dipingo è proprio anche questo senso di liberazione, di mettersi a nudo davanti a me e davanti a una camera, poi davanti a un video, che per alcuni è normale, perché per alcuni sono artisti, sono ballerini, sono modelle, e per altri invece ci sono state persone che si sono messe in gioco. Io magari mi chiedevano di lavorare in un evento dove dovevo portare io una persona da dipingere e avevo diverse amiche, amici o conoscenti che mi chiedevano porta me perché voglio provare questa sensazione, e c'è proprio un senso di libertà che provano nel mettersi in gioco, nel mettersi a nudo, e nello stesso tempo sì, si mettono a nudo, ma la pittura li veste veramente molto, quindi si ritrovano nudi ma vestiti di colori, con la sensazione di essere vestiti, ma sì, poi c'è anche il piacere del travestimento, no? Che è un gioco. Ne dovremmo parlare con qualche psicologo prossimamente. Del travestimento. Mi piacerebbe.
Va bene, dai, aggiorniamo a un'altra puntata. Va bene, mentre adesso Giada sei in giro con il circo, dici un po' dove vai, dove andrai. Sì, abbiamo iniziato settimana scorsa a Montichiari Il e ci circo sono come si due chiama? spettacoli. La produzione si chiama Le Cirque World Top Performer e ha due spettacoli. Ho iniziato uno spettacolo che si chiama Tilt ad Assisi e adesso sta facendo Roma, Pescara, Bari, Catania e Napoli. E sono passata adesso sull'altro spettacolo della stessa produzione che si chiama Alice e abbiamo fatto Montichiari, ora siamo a Pistoia, andremo a Livorno, Genova, Milano e a gennaio faremo 3 settimane. Di solito facciamo una tournée di Natale, una tournée invernale, una tournée primaverile e poi d'estate torno in Spagna e lavoro là al caldo. Va bene, grazie Bello, mille. complimenti, Sì, davvero. è stata anche una cosa nuova Grazie perché a voi. ecco, questo qua non è questa intervista è più, dovete più vederla su YouTube che non, Sì, sì. che non- Noi verremo allo spettacolo, aspettiamo 3 biglietti. Ah, super volentieri, mi dovete Per dire il la Marocco, città che naturalmente. Io per la trova Turchia, meglio. Va In bene. Marocco intendi 3 Forse. biglietti di aereo, allora. Va bene. Andiamo con la nostra mongolfiera Aereo invece. I biglietti per lo spettacolo sì, sicuro. Ma noi veniamo con la mongolfiera. Va bene, grazie mille Giada Ciao, e Giada, complimenti buon di lavoro. nuovo. Grazie a voi. Tutti nudi, brava. Grazie a voi. No, niente, volevo mettere il brano ma non è partito, cara amica blu, e finiamo qua. Allora finiamo qua con salutando Giada e dandovi appuntamento al E prossimo abbiamo un martedì. piccolo messaggio in bottiglia già, Ah, o è no? vero, scusami, è vero, Abbiamo. sì, abbiamo allora mettiamo un attimino un brano che me lo preparo, rimetto un attimo la Via in Rose perché è comodo. Quand Dieu me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mots de tous les jours, mais sans faire quelque chose. Il ose entrer dans mon cœur un part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi, et dans le vie, il me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
laisse la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and thought I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, and in a world apart, and where the world's a school. And when you speak, angel sings from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be Ok, la fai... vie en rose. Ecco qua, ritorniamo in studio, abbiamo rimesso la Via Rosa solo per una questione tecnica. Rossella, allora abbiamo un nuovo messaggio di Sami. Allora, in realtà è un messaggio vocale che Sami ci ha inviato sabato. È stato provato, come si può sentire, perché era terminata la tregua, erano appena ripresi i bombardamenti e dopo questo messaggio mi ha inviato domenica una foto di un fuoco improvvisato con della legna raccolta in giro. Mi diceva che la gente sta bruciando le porte delle case, tanto è tutto distrutto, per cui prendono quello che c'è di legno per cucinare, e mi ha mandato questa foto di una pentola su un fuoco di legna per terra. E ieri mi ha scritto solo tutta la notte sotto i bombardamenti e basta. E adesso il suo telefono è da ieri mattina. Sapete che, come tutti i genitori ansiosi, guardiamo su WhatsApp quando è stato attivo l'ultima volta, e risulta ieri mattina alle 6:30 e poi basta, non ha linea. Potrebbe essere successa qualunque cosa. La più plausibile e quella che insomma ci auguriamo è che magari sono senza corrente. Tutte le linee telefoniche anche perché allora Sami si trova a Khan Yunis, che è la città più grande, una grande città nel sud della striscia, che doveva essere l'area sicura. Se vi ricordate, all'inizio l'esercito ha detto: andate a sud perché a nord c'è Gaza City, dove sicuramente ci sono i terroristi, e quindi andate a sud che siete al sicuro. Adesso a Khan Yunis hanno bombardato una scuola, una scuola delle Nazioni Unite, dove avevano trovato rifugio gli sfollati, perché pensate, in un territorio così piccolo si è mosso circa 1,5 milioni di persone, quindi sono numeri assurdi. E Sami mi ha detto che non si spostava da Khan Yunis verso Rafah. Rafah l'abbiamo sentito nominare tante volte in questo periodo, è il valico con l'Egitto, e mi ha detto: lo conosco molto bene, conosco ogni centimetro di Rafah, non c'è posto, c'è tantissima gente, sono tutti affollati, non si capisce come si faccia a sopravvivere perché non c'è niente. Però appunto hanno bombardato anche a Khan Yunis e ci sono stati anche molti morti. E va bene, quindi adesso ascoltiamo questo messaggio sperando di riceverne presto uno più rassicurante e anche insomma, e che si arrivi a una nuova tregua, perché è assurdo. Tra l'altro ci sono ancora molti ostaggi nelle mani di Hamas, per cui insomma anche per gli ostaggi israeliani una tregua magari anche un po' più solida sarebbe una cosa molto certo. importante. Va bene, sentiamo il messaggio. Sempre è cominciata la guerra più fortissimo da prima, subito dalla finita della tregua alle ore 7 hanno cominciato a bombardarsi, e soltanto nelle prime giornate dopo la tregua hanno ucciso più di 110 persone e hanno distrutto tanti palazzi. Ci hanno anche hanno mandato dei volantini chiedendo alla popolazione di Khan Yunis di evacuarsi e andarsi verso Rafah, soprattutto le zone est di Khan Yunis, però la gente non si va perché a Rafah sono già strapieno, hanno chiesto alla gente di andare lì in rifugi sicuri, però a tutta la striscia di Gaza non c'è nessun posto
sicuro, anche Rafah è strapiena, soprattutto dalle gente sfollata che sono arrivate del nord. Dove andiamo? Dove? Perché io sono al sud, sono andato, Rafah lo conosco bene, però non c'è proprio un posto dove mettere il piede, situazione ancora più grave. Poi soprattutto ci sono grandi rischi di malattie, soprattutto di epidemie, perché ancora manca l'igiene, manca l'acqua, la luce, tutto quanti, ci sono anche le forniture, sono belle strade, spazzature, strapiene le strade perché i comuni non funzionano, perché non hanno carburanti per fare la raccolta, poi ci sono il rischio che bombardano. E stamattina anche presto ci hanno sparato intorno praticamente le scuole dove ci sono gli sfollati, ci sono stati molti feriti tra gli sfollati, e fino dalle 9 della sera fino a questo momento non hanno mai smesso di bombardare, soprattutto facevano anche con i cannonati e carri armati praticamente tutto lungo i confini da est, dalla cannone Rafah a bombardare con le cannonate, e non ci è fatto proprio a dormire a nessuno, soprattutto anche i bambini sono traumati, non piangano, una fortissima, siamo notte, è stata terribile, situazione ancora peggiore del prima. Ieri, anche oggi non si è praticamente entrato niente ancora da fare dell'aiuto umanitario, perché hanno detto finita l'acqua, finita l'entrata dei merci tutte quanti, la gente rischia la fame perché quelli che sono entrati pochissimo hanno fatto entrare centinaia di camion di acqua minerale, non di cibo, e la gente ha bisogno non solo di bere ma anche di mangiare soprattutto. I negozi ancora sono vuoti, zero merci in tutti i negozi, perché per andare a comprare niente non trovi, perché non ci sono un materiale finora, sono quasi 2 mesi, non sono chiusi, non sono mai entrate merci per il commercio, tutto praticamente tutto fermo in guerra, ci sono disoccupazione altissimo perché le banche ancora sono chiuse, non vogliono rischiare niente, e non ci sono soldi, non c'è vita a Gaza, situazioni ancora più difficili, e questa è la situazione dopo 7 giorni di tregua, dove la gente durante la tregua sono andati praticamente a vedersi e a prendere un respiro di aria, soprattutto a vedere i loro posti che sono stati distrutti. Ci sono anche le famiglie durante tutti questi 7 giorni di tregua, hanno messo le tende sulle case distrutte e sono dormiti lì, hanno acceso fuoco, perché anche per oggi ora tutto cucinano, usano soltanto il fuoco perché zero gas ancora in tutta la striscia di Gaza. Ecco qua, abbiamo sentito Sami Abu Omar, abbastanza preoccupato per la situazione. E niente, speriamo di risentirlo. No, Rossella? Di risentirlo presto con Presto, notizie buone. E devo dire che durante la tregua aveva mandato un vocale e aveva proprio cambiato voce, nel senso che al di là di tutto stare 24 ore al giorno con i droni che ti volano sulla testa, con le bombe che cadono vicino, con le enormi difficoltà per tutte le cose più elementari che non si riescono a trovare, insomma, è molto stressante, credo, e con la quantità di morti. Ho sentito delle polemiche veramente disgustose sul numero dei morti. Dice, non è possibile che dopo mezz'ora che c'è stato il bombardamento già dicono 300 morti. Allora, adesso l'autorità palestinese dice 16.000. Se fossero 12.000 sarebbe diverso. Infatti. Cioè, sono veramente discorsi disgustosi e non fanno onore a chi li fa, ecco, perché l'umanità veramente la stiamo perdendo. Va bene, io direi di andare in sigla finale, ci diamo appuntamento a martedì prossimo, che dite? Naturalmente.
Un abbraccio ad Omar e un auguro a tutti, insomma, quel che è a tutti voi, ok? Ciao a tutti, grazie. Buona serata, ciao.